alle poi al numero 11. An questi di i nostri incaricati hanno camminato la distribuzione a tutti i numeri arretrati perché tanti ne chiamavo e così è l'uma ristampaie. Potrebbe trovare ante le cartolerie, librerie, negozi di dischi ed elettrodomestici che espongono la locandina a nostra ca qui copie arretrate. E un ricordo anche che le copie arretrate accostumano 1.500 lire. E a sto punto io lascio al vostro spettacolo settimanale. Ma prima, anche a nome di collega e della redazione, ringrazio tutti voi altri per la vostra benevolenza, la vostra fede e la vostra propaganda. Le ve faite in maniera che il primo giornale parlà sia nato a Turin e abbia avuto un incremento costante ante la sua diffusione. E adesso la solita rubrica ad Mario Castagneri, i nostri cruci. Se improvvisamente ho messo quali che sono le categorie che sciopero anche io e scommetto la testa, come che si dice un buon piemontese che saprei non rispondere. Proprio perché al di anche io tutti i giorni hai almeno 6 o 7 categorie di gente che lavora, che si stende al filo per rivendicazione e lotte per i contratti, oppure per la rivalutazione di stipendi. E fino a sì, insomma, tutti d'accordo. La vita diventa ogni giorno più difficile, il caretto rabastè ogni momento più greu, perciò è più che giusto che quel che lavora è buon giusto, come si dice, sia adeguatamente riconosciuto e ricompensato. L'onca lecana sburdis, ormai da diversi anni, è la posizione dei nostri governanti e dei nostri uomini politici. Tutti quanti, neanche uno da cave fuori, sono tutti più preoccupati e drusi tra loro che chiudere delle cose che veramente interessano tutta la popolazione. Annisenda a manché sto interessamento per i 1000 problemi interni e la nostra economia, alle piche logiche, che per fe se sente, l'unico mezzo che l'hanno quelli che lavorano, alle cui dan croce i bracci. Ma naturalmente il disagio aumenta, l'economia va sempre più a rotoli e il nostro deficit diventa sempre più alto. I nostri politicanti asmia proprio che indirizzi annabbi un po' pochi. L'unico indirizzo certo che l'abbio e penso mi che sia quello postale. Una volta si diceva argauciun se le manie, ma argauciun se anche le braie, sa fa da manca. Manca mi non a risolvere quei problemi, se no anche dopo Carleve noi continueremo a ferire. Qualcuno potrà ovviare che in tante altre nazioni la situazione è più allegre. Io sono d'accordo, ma all'estero la situazione è sempre seria e mai disperata, mentre sì da noi la situazione è sempre disperata ma mai seria. E sono a spiegarmi a tutti i rimedi per crescere che una labbia, però noi continuiamo a mangiare pane e rabbia. Se pa cosa che sia, forse sarà il destino, ma me a me spiega ingiusto. Sarò un pat cretin, prima che sia frust, dominando i sagrin. Fatti e cose del Piemonte commentati da Mussù Pautas e Madama Bunin, impersonati da Beppe Moncalé e Luisella Guidetti.
Madama Buning! Madama Buning! C'è Madama Buning? Ma giura Disna, ma adesso non saluta neanche qui. Oh, ma che scusa tanto, non si può tasne. E sono andata adesso che tem franco bulle lei figa le balucchette io e dal nervoso. Ma lo sa che adesso per spedire una lettera hai fa sentire? Sì, lo sai. Ma lo sai altro che ancora qua rituca le tariffe postali e poi costerà meno per te le notizie in aereo si che spedire una busta. Ah, ma che brisai su tutti una buona volta. Parantanta l'han camminato a Bruxelles a fiera di vin. Ah, quella lì e la rimpiangio proprio nenne. Han dispiace per quei poveri diau dispositori che hanno pelo niente che l'hanno giuntato tutto, ma per me uomo e sono proprio contenta. Almeno alla fine a tornesne a caro tu con la scusa della fiera. Madama Buning, ma chi la ragiona proprio da fumo? Ah, me carmo si pautasse. E tengo a precisare che noi altri rasonuma non da fumne. Noi altri rasonuma e basta. Se ve voi altri che rasone da uomo. Allora capime? E va bene, resuma non per vale da niente. Piuttosto, alla visca ve lo turno aumentare i telefoni. Oh, se l'hai viste, ma l'hai altro che viste. Ah, ma sacredo, attieme i soldi da mia sta sbaglio, ne? Perché mi è l'uranco e lo sbatto un mese alla curluli. Chi la callava il felo gavè? E mi potrei neanche più farmelo buttare. Ah, ma per me chi era per fe come cavelne? E vei pa più una miseria per te me contenta, sa? Ma no, forse è su un spiegame. E per spinare un felo buttare, perché comunque avevano costelle telefonare, prima di installare un apparecchio, l'azienda, d'ora in avanti, farà addirittura di informazioni bancarie, figurarsi se lo butteranno ai pensionati. Oh, un caminuma non torna più rena, si pautasse. Le pensioni, assun niente, non basta, come chiara per te me cardè. Che sconfonda nenne, madama Bonin, hai pensione, messo un pane sfollato di Roma. Ma cosa che tira fuori adesso? Ma cosa che entro gli sfollati? E su ma va in tempo di guerra, no? Come che svecchia chi la madama Bonin alle snai giornali. Ma gli sfollati che dicono me, sono i super burocrati che l'hanno fatta sfollare dai vari uffici ministeriali per il ringiovanimento dei ranghi. A saria, come di, tirten là che adesso mangio me. E che differenza saria tra la sua pensione e quella di super burocrati lì, come che chiama chiaro? Oh, pa tanta differenza. Disuma circa 700.000 lire, perché allora ne più 100 e mi 90. Ah, sì? Ma forse l'urlica di Schiel alla via d'autre in carica, ha fatto cose diverse? Oh, lo lì senz'altro. Infatti me, an 35 anni di Fiat, le parole crociate le mai faie. D'altronde, per d'incarica ero d'enigma, alle cogius che gli incarica ufficio d'enigmista, le povera. Le vera una cosa sola, che quando che incontro Chiel mi vado fino in trecuende. Cerea ne musi pauta cerea. A ben vedla, madame Bonin. Quando si perga all'Alcapè. Avventure tragicomiche di Rensin. Al secolo Ugo Bertinetti. Lo coadiuva Sergio Bertoldo dei Gianduiotti. Arlo si cariva, e lo vedo torna nera. E son proprio curioso a sapere cosa le torna a capitare. Ciao Rensin! A tutti il farinel che arriva, guarda che anche alle non la torna giusta feia spiritus. E sono arrabbiato. Ah, per lui lì, basta guardate per capirlo. Ma se sono non indiscreto, cosa le capitate? Quando alle non mi affumna femmina bestia lì, ai pensa me cit, alle proprie vere che i fioi a matrisu. Ma come per fete in rabiesa la Max Cesani? Alle un esempio cui che i giuristi facciamo, delinquenza minorile. Oh, ma contagio, ma cosa la fate alla fin? Per esempio, a scuola, l'autor la maestra la chiamai e sa savia quando era il dia la festa della mamma. E che cosa la rispondue? E che la rispondue? Al dì che gli scopa me pare. La tu capilo cosa che mostra mia fumna. Vabbè, ma pitla nen. I cete lo sa come che sono. A san ancora niente. Dici che cita sono ancora niente.
almeno sa tutto. Ieri, per esempio, almeno la chiamai a mia fumna, come l'aveva fatta nasce. E tua fumna come che le spiegasse? Mia fumna la die che l'aveva portato la cicogna. E che alla le stai contento? Ma vai, re, perché l'ha fatta il muso e poi l'ha detto. Allora è proprio vera che mi pare il fanan. E ben, e vede che la Madonna l'ha aiutata a fetenarsi in città intelligente come il to. Se la Madonna vorrebbe aiutarmi, l'aveva morta per maniera che mi e la faccia un po' più, pare era niente da dire. La tu capì, me farinel. Ma cosa deve c'è in causa la Madonna? Prova a bere un po' meno. Ti brutta l'engata un pestò. Guarda che ogni giorno fa come il mio, ne? Cerca neanche in un badò e buttami in un capello. Mi son fatto perga. Vitla nera in sì. A un fondo, anche se continui a bere, per te è sempre la cicogna. E saluto. Salutme. Fricanda d'un fricanda. Franchin, sa dai, vensi, vai, con una delle tue. Del per esempio va in moda, vai con le farmacie che sono non tan grosse, con le ciete, no? Però era un farmacista che era un po' barivel, sai quel farmacista che dà un po' da fega, si aveva 3 o 4 gancio anche al domesdè. Al domesdè aveva un gancio un po' perché vicino a lui c'è un amico meccanico, no? E fa, diciamo una minuta fa, fammi stare in quartura in farmacia che vede un programma dove via. Me, che farò il meccanico, sto in farmacia, ma si fa a posto. Ma sta tranquilla, più ma che ci va gente, la gente capisce niente. La cominciò che la ficai sfaudare con sta croce che si aveva fine ma sporca, bitassi questa coccia. Era da rare sbancone, tutto tranquillo, io fa buongiorno, vorrei un consiglio, allora che aveva domani. Non vorrei un consiglio subito, allora cadea. Guarda a me, su scusami, che le sindi, vengo di lungo e sbaglio tutte. La prima notte sono state 2 volte con mia femmina, parlo po' un bel fenomeno, La seconda notte ho detto 2 volte, la terza notte ho detto 2 volte, la quarta notte più niente. Ha detto un decà come devo comportarmi, se lo guardavo, guarda, mi clinicamente lo vedo un quadro, meccanicamente o le greppa o le fondue. Tifus, attenzione, un personaggio che tutti conoscono ma che pochi hanno sentito parlare. Edmondo Fabri. Iniziamo il ciclo delle nostre interviste sportive con Edmondo Fabri, un uomo che nella sua attività passata di calciatore, nella sua attuale di allenatore, molto ha dato al calcio italiano. E a Fabri domandiamo, che cos'è che le piace della città di Torino? Direi che di Torino mi piace la serietà di questa città operosa e la riservatezza, la compostezza di questa città, che è una cosa che dà la possibilità di lavorare con una continuità d'azione che da altre parti non è facile fare. Penso che i torinesi saranno molto grati per questa sua affermazione. Voglio sapere un'altra cosa. Lei è un buon gustaio, io penso che sia un buon gustaio, essendo emiliano, non potrebbe essere diversamente. Fra i piatti tipici piemontesi, qual è che lei apprezza di più? Bene, intanto devo dire che tutti gli antipasti in Piemonte sono molto succulenti. Io non sono uno che apprezza molto gli antipasti, però a Torino devo dire che ho imparato ad apprezzare questo piatto, che poi è veramente una cosa che piace, perché non finisce più.
Signor Fabbri, per quello che concerne i vini, io so che lei è un produttore di Sangiovese, Sangiovese che porta alle volte anche qua per i suoi ragazzi. Che cosa ne pensa dei vini piemontesi? Beh, devo dire che i vini piemontesi qui siamo alta classe. Ancora per qualche minuto passiamo alle domande di indole sportiva, che forse sono più congeniali alla natura di Edmondo Fabbri. A Fabbri chiediamo una cosa: ha un rimpianto nella sua vita di sportivo, di calciatore, di allenatore? Ha un rimpianto? Beh, il rimpianto sì, devo dirlo. Io, è vero, ho fatto esperienza andare in nazionale, però ho il rimpianto di non aver seguito il mio istinto. Non avrei mai voluto andare alla nazionale perché non ritenevo che fosse stata una cosa che mi andava giù, mi andava bene, e quindi il fatto di essere andato così presto, così giovane, penso di avere perduto degli anni buoni nella mia carriera di allenatore, però siccome poi ho fatto dell'esperienza, anche se nella mia pelle negativa, ora penso se mi servirà per il tempo e nel tempo. Qual è il giocatore del passato che lei ha ammirato di più? Bene, io devo dire che ho ammirato due grandissimi giocatori che sono stati del grande Torino, Mazzola e Maroso. Maroso ero anche molto amico, era mio avversario diretto e direi che è stato il più grande avversario che io ho avuto come giocatore, e forse credo sia stato uno dei più grandi terzini del mondo. Ed ora in veste di tecnico molto qualificato come lei, mi dica chi apprezza, indipendentemente dalla casacca che indossa, di giocatori in questo periodo e indipendentemente anche dal ruolo che occupano questi suoi così, giocatori ideali. Vede, questa è una domanda un po' che non è facile rispondere, ce ne sono molti di giocatori che apprezzo, quindi direi che la categoria dei giocatori oggi è una categoria di persone che vogliono arrivare, vogliono diventare qualcuno e qualcosa nella vita, quindi non posso rispondere perché dovrei dirne più di uno, e quindi direi però che apprezzo moltissimo la maggior parte dei giocatori che oggi cercano di affermarsi. Quando Edmondo De Amicis parlava di cuore romagnolo, senza conoscere Fabbri, evidentemente parlava di una persona come Edmondo Fabbri. Carlo Campanini sta smana anconta due cite storiette, una galinga e una funna. Carlo, a tu catì. E su Mansal Tramvai la linea del 3 e un po' di gente e in Monsu una galinga in braccio e dice al Faturin andam diet. Faturin lo guarda la galinga e fa no, due diet. Scusa, perché sono solo? Sì, ma alla la galinga che senta mi l'autasmana e lei più al tramvai e la via un pollo e la non fa me pagare. Perché devo pagare per la galinga? Perché il pollo era arrosto, la gallina è viva. Che senta, mi, a parte che lei non ha i soldi, non fa il piacere, andiamo dietro. O a pia due o a cala. An due calo, a cala giù. No, che guarda, mi è calo in giù e che andiamo dietro. E mi formo il tramvai e c'è una guardia e fa della multa e lo fa arrestare. Che esagera neanche. E intanto si fa un po' di folla. Dopo un po' fa, allora che andava dietro, e lei dice che devo chiedere dietro, un perché e un per la galinga, perché la galinga è viva. E allora adesso mi fa svodere che più un biazzul e caluna in giù. Vedi proprio vode. Appia la galinga, e tira il collo, e la butta così, non sa il braccio, e fa, adesso andiamo. Ah, adesso sì, dice al Faturin. Tanto dietro si era formato un po' di folla, e c'è uno con il pappagallo in braccio. Il pappagallo lo guarda e gli fa al padrone, ti fa al vigliacco, paga il biet, ne? E suma a una stanza la puma, povera donna, sta tan male. Facciamo al marito e ti San Giorgio, e devo dire una cosa. E il marito, ma no, ma sta tranquilla, sta calma. No,
No, devo dire una cosa, abbia pazienza, devo sfugare, devo gavarmi space. E Dio da ste tranquilla, pensi e men, sta tranquilla. No, no Giorgio, mi devo dirlo, mi l'hai tradite. E il marito, ma lo sai, se no cosa t'invelenava a te? Cosa capò il capitei al nos Gipo quando, come sindic, aven a Turin. Gipo Parassino. Ah no, a Turin han più proprio minandabun. No. Sì, che me sono comportami da firma, perché lo sai tutti che me sono un noso, contrariamente a quello che dice il porroco. E poi a Turin, girla come che vede, la figura d'oso ha bisogno chi ti fosse. A parte il fatto che se si anda di triamo funzione a pesca non spostingi giù, che quanti che danno lettere da portare, prima i troppi e i les, poi se secondo chiara sono importanti, hai a sbat via. Perché devi sapere che in sito anche riguardi sono bisiordi. Scusa bene, ma antrobargi, io non furmomi che tronca di viva pie per andare da mia sorella Maria che sto in piazza Massoua. Er portier drubargi, ma dimmi, prender sei e vada er capolineo. Voi era fermato nel trom, voi riventrom e mi chiamano vordia. Scusi, questo trom va nel capolineo, ma si capisce come dice Lazarum. Mei monta insieme su un tramvoi e su troviamo in corso massimo da Selio. Ma va poi pie Arseddas, e io poi sapevo dopo. A Turin, tutti trom avanti del capolineo. Ma guarda che rasa un'organizzazione, per forza poi che rasianda del sitoi su un deficit, i fantici grandiosi del capolineo, il capolineo. I fan mila capolino diversi, comunque, sono un viromi pian piano a pe, e ogni cantun da stro, e io cammino pochi del modomi, ma belli, che in confronto la figlia del Mirine, che era la più bella del paese, a sviesmi al parco. E poi, avevo dei vesti fini, trasparenti, che smiavo di ritò, e di altri con dei vestini curti, ma curti che io la so pochi anche i bucciati del punture, insomma, non la so pochi irciopi. E poi, ma gentili, manna gentilussa da restare a buca d'orga. Tutti consolitavo, tutti consolideo, che inciamavo, vieni bello, e bello ieri a me, e no tremdis. Ma come sei rufinato nel vestire, fammi un po' di compagnia. E ban, e sentimi, ma come che per di che no, e vado a farti un po' di compagnia. Vieni, a torna di me, vieni nel mio ittico, seguissimi, tu sei sindico e hai diritto di sindicare il mio corpo che è tuo. Come che sono arrivato nell'ittico, a segavossi la camisina, e va, urava un pezzo pigliose e dravò che drassessur minot, con la capa 30 litri draccia al dì. Poi se bitosi insieme un sufò, e ma dimmi, guarda che posa lisiva, non vedi come che sono soda, ma cosa che veri fede, me, la reclam del puer dalla ve, soda lisiva, mo. Ma chi la scugia son ser sufò, torna di me, vieni a Morino che ti faccia provare ogni edilizia della vita, ma prima metti 30.000 lire sul tavolino di notte. 30.000 lire? Ma per cosa? Ma su m'adventa mod, ma con 30.000 lire al paese mi accot quasi una voca, ma quelli che si possono toccare nella rotro, no? Basta se mi tassi sbraia sé, perché gli sciadaisi 30.000 in diva delinquanti, profittatori, hai voluto vedere le mie grossie senza pagare. Io non ti do ascolto, io die, e perché un sindico può vedere le poppe e anche le prove, va ben? Basta là, con te srabelle, le rivogli il vordi e la polizia, ma portami te i due al commissariato e lì il commissario madimi. Ma voi non vi rendete conto, non vi siete resi conto che andavate con una donna che era una mietitrice?
Se, io rispondi a me. Me ne sono reso conto quando che ho visto l'attaccamento al grano. E farai, andiamo denunciachila per circoncisione d'incapace. Ad ogni modo, me, a Tiren, il vostro sindaco non ci dirà mai più, no? Non c'è più ste frasmo.